Questa idea è nata perché questa squadra comunque è stata fondata a scopo solidale, quindi abbiamo pensato a Roma ci sono tanti senza tetto, tanti bisognosi e quindi abbiamo scelto questo evento anche perché comunque è la rappresentativa del Vaticano, è una squadra di tutto rispetto e ci faceva piacere anche misurarci con qualcuno più forte di noi. Prima dell'incontro la consegna alle missioniere di Sua Santità di una somma raccolta che verrà destinata ai bisognosi, appunto. Come è nata questa raccolta che ha coinvolto? La raccolta è nata da altre iniziative che abbiamo fatto sul nostro territorio, qualcuno che ha contribuito a livello locale, ringrazio anche il presidente Gozzi dell'Entella e tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta. Abbiamo consegnato anche al cardinale Krajewski dei pasti che stasera potrà distribuire alla stazione Termini e quindi abbiamo cercato di completare il più possibile questa serata. Quale desiderio del cuore vi ha spinti qui a Roma per questa iniziativa? Innanzitutto l'iniziativa benefica che gli organizzatori ci hanno proposto ed è bella, e poi anche la passione per il calcio ci ha spinto a essere stasera in campo. Mi ha fatto piacere essere qui, accompagnare, dare un senso istituzionale a questa bellissima iniziativa che unisce davvero tutti ed è il simbolo di come davvero lo sport abbatte tutto e permette un grande gioco di squadra nel nome della solidarietà. Abbiamo in campo consiglieri, sindaci, consiglieri regionali, insomma di tutti gli schieramenti politici e sono insieme con gioia per fare del bene. Credo che sia un grande segnale di quanto lo sport davvero possa unire e fare del bene. Da chi è formata la vostra compagine? Allora, la nostra compagine è formata da tanti dipendenti di vari enti, dicasteri e amministrazioni collegate con la Santa Sede. Pertanto siamo tutti dipendenti vaticani, per dirla in parole povere. Facciamo questa cosa a fini di beneficenza. Quando capita l'occasione, ci si presenta l'occasione di poter aiutare qualche fratello meno fortunato di noi, questo è il nostro scopo.